Noi siamo convinti che prima della campagna elettorale ci siano le urgenze delle persone, i problemi delle imprese e delle famiglie e che queste quindi debbano venire prima di tutto. Per questo, Calenda aveva proposto di, fermarsi un attimo, non perché non si debba proseguire con la campagna elettorale, ma per provare a trovare una soluzione unitaria. Fa davvero, insomma, lascia perplessi il fatto che oggi si appelli a Draghi, però chi qualche giorno fa l'ha fatto cadere. Per cui tutta la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, che sono stati i responsabili della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Draghi, oggi sono gli stessi che invocano una soluzione proprio da Draghi e proprio dal governo. Quindi questa cosa stride assolutamente, credo che i cittadini capiscono la totale incoerenza di queste forze politiche. Noi eravamo con Draghi quando era al governo, continuiamo a essere al suo fianco, ma Dobbiamo fare un passo indietro perché noi del Movimento 5 Stelle di questa emergenza e delle soluzioni per affrontarla ne abbiamo parlato già 6 mesi fa almeno. E diciamo che nel nostro documento che abbiamo consegnato a Draghi proprio per cercare di risolvere queste criticità, c'è stato detto un grande no, al quale poi sono subentrate le conseguenze della caduta del governo. Lo scostamento di bilancio sicuramente è una operazione che noi chiediamo, che il governo Draghi potrebbe fare subito. Speriamo che non se ne lavi le mani, perché questo vuol dire veramente distrarsi dalle esigenze dei cittadini. Inoltre, taglio dell'IVA sui beni di largo consumo e ovviamente il recupero degli extra profitti. Mancano all'appello 9 miliardi di euro. Italex per l'Italia con Gianluigi Paragone è un progetto di pacificatori, non di pacifisti, quando improvvisamente scoppia una crisi in faccia a tutta una serie di provvedimenti che si allineano perfettamente a una linea politica di europeismo e atlantismo ideologico. È troppo comodo gridare allarme alla crisi energetica e costringere, come sempre succede in Italia, i soggetti più fragili alla fine della filiera, sindaci, enti, istituzioni, cittadini, imprese, a correre ai ripari. È stato sbagliato moltissimo della politica estera italiana negli ultimi 10 anni e per rifondarla secondo dei canoni più virtuosi è sicuramente necessario fare un discorso molto critico e molto scettico sulle politiche europee. Anziché inviare subito per direttissima armi e armamenti per la guerra in Ucraina, si poteva sicuramente intavolare un discorso di negoziazione, di dialogo con chi il gas, fino a prova contraria, non ce lo fornisce da ieri, ma ce lo fornisce da 20 anni, se non di più.